inizio soft, un inizio per pochi intimi, ma soprattutto un inizio tra due squadre che vogliono dire la loro e vogliono dirla a voce alta. Amici di Sportisili, bentrovati dallo stadio Giovanni Aloisio di Misilmeri, di fronte Don Carlo Misilmeri e Unitas Sciacca, prima giornata del campionato di eccellenza Girone A, che va messo un po' in difficoltà dei compagni, l'allontana come può. C'è Ricciulli, prima sgasata della partita del 77 che si allarga, mette in mezzo il pallone, triplo! Non poteva che essere suo il primo gol in campionato della Don Carlo Misilmeri. Silvio Tripoli 1-0 Don Carlo. Ora Cerniglia nel duello con D'Amico, arriva Genco Di Mercurio, D'Amico indietro a Licata che ha il problema di girarsi, all'indietro se n'è, l'uscita perfetta da parte di Jaber che ha preso il pallone in pieno. Attenzione dall'altra parte, arriva Fricano, arriva soprattutto Lavardera a negare un potenziale 2 contro 1 in una zona pericolosa, poi conclusione sopra la traversa, ci ha provato Di Mercurio. C'è la punizione, sulla palla c'è D'Amico, fischia l'arbitro. D'Amico prova a farla scendere, scende, ma c'è il tocco di Di Salvo, angolo. In ogni caso secondo tiro dalla bandierina con Cialdi, questa volta secondo palo, palla che rimbalza sul palo e altro corner, reclamano ancora i giocatori dello Sciacca. Cross intanto di Cerniglia di testa, Moduciam, poi Ricciulli, seconda palla se n'è e la palla che non entra. Prova a passare, ci riesce Di Mercurio con la finta di corpo su Ricciulli, ancora Di Mercurio che avanza, va alla conclusione in qualche modo Di Salvo e poi Pellegrino in fallo laterale, buon momento Unitas. Pellegrino che ha recuperato la sua posizione in campo, sbaglia per il tocco, allora con Cialdi, Camara verticale su Genco, ingresso in area, Genco sopra la traversa, occasionissima ancora Unitas. Qui Mendola, forse un tocco con un braccio, Tripoli, la palla in verticale per Lavardera, Lavardera! Sopra la traversa se l'è divorato qui il 10, prova ad avanzare il 10, poi cambia gioco Galfano, riesce ad evitare Romano con un rimpallo favorevole, allora Galfano ingresso in area, Galfano! Il pareggio dell'Unitas con Galfano, con caparbietà, con un po' di fortuna, trova il gol del pari, 1-1. Colpisce in pieno Di Mercurio, un po' di confusione, alla fine con Cialdi. Poi la palla è buona per Galfano, limite dell'area, Galfano! Sopra la traversa e qui Galfano stava per far doppietta. Costantino di testa, Tripoli col petto, controlla e palleggia Romano, bella trama qui della Don Carlo, Tripoli in area, Tripoli! Sul fondo, occasionissima Don Carlo con Tripoli. Controlla il lancio a cercare Niosi, sponda per Camarà che prova a cambiare gioco, Pellegrino la liscia, prova ad arrivare Galfano che resiste alla carica, Galfano in area di rigore, Galfano Di Salvo! Cosa ha preso Di Salvo? Calcio d'angolo! La fa scorrere per Camarà. Serie di finte, disorienta Garofalo anche per l'arrivo di Fricano, palla in aria, Camarà, Camarà! E arriva il gol dell'Unitas Sciacca che si porta in vantaggio sul 2-1 a 5 dalla fine, segna Camarà, ribaltato il risultato. A giocare Camarà, prova a portarla lontano, body check con Ricciulli, ma è finita e ha vinto l'Unitas Sciacca 2-1 in rimonta sulla Don Carlo Misilmeri, Don Carlo che aveva sbloccato la partita con il gol di Tripoli, poi in avvio di ripresa Galfano, sul finale Camarà per regalare i primi 3 punti della stagione alla squadra allenata da Angelo Galfano.